Aperti alla telemedicina è stato il tema di un convegno organizzato dal Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio, delegazione Sicilia Occidentale. Ci presenti l'Ordine Costantiniano? Cos'è? Come opera? È un ordine religioso cavalleresco di antica tradizione che svolge con i suoi cavalieri associati, che sono cavalieri e dame, un'attività a sostegno tanto della diffusione del cattolicesimo e poi anche ha un ruolo di formazione e svolge anche delle attività a sostegno delle persone indigenti, aiutandole, sostenendole per i loro bisogni. Come si fa a essere comunque adepti dell'Ordine Costantiniano? Allora, per entrare nell'ordine è semplicissimo, si fa una semplice domanda, ci sarà un momento poi di cosiddetto, si chiama postulando, la persona che fa la domanda e ha un periodo di praticantato in modo che possa lui conoscere cosa fa l'ordine e capire se la persona è una persona che abbia interesse reale a essere cavaliere o dama. Rossana Florio, direttore dell'Archivio di Stato, oggi si parla di nonni e nipoti digitali, lei è presente a questo convegno con una sua relazione sul tema. Il convegno di oggi vuole affrontare un tema molto importante che è il rapporto tra digitalizzazione e generazioni. Il contributo odierno dell'Archivio di Stato di Agrigento riguarda quelle che sono le traiettorie digitali che sono state individuate dall'Istituto, non solo per la restituzione delle informazioni sul patrimonio documentale che viene custodito presso le sedi di Agrigento e di Sciacca, ma soprattutto informazioni su quelle che sono le potenzialità del digitale in termini di fruizione e valorizzazione della documentazione. Per questo oggi si affronterà soprattutto quella che è la nuova struttura del nostro sito istituzionale, che è diventato maggiormente responsivo anche rispetto a quelle che sono le esigenze degli utenti, e si parlerà di alcuni progetti che abbiamo sviluppato grazie al finanziamento con FESR 2014-2020 e PNRR, che riguardano appunto la fruizione ampliata del patrimonio archivistico. Professore Sciortino, oggi si parla di nonni e nipoti digitali, una scelta di un tema importante dell'Ordine Costantiniano. Ecco, ci parli un po' di questa giornata che avete voluto dedicare a questa tematica. Oggi i nonni e nipoti, e di mezzo ci sono anche i genitori, non dialogano tra loro sull'uso della tecnologia. I ragazzi e i nonni sono lasciati da soli. Io chiedo sempre: lasceresti tuo nonno da solo a navigare in mezzo ad un oceano? L'oceano rappresenta la rete, e se noi non curiamo cosa fanno i ragazzi, avremo un uso distorto della tecnologia. Oggi invece si propone di utilizzare le app che ha a disposizione la pubblica amministrazione, perché con l'avvento della digitalizzazione della pubblica amministrazione siamo in grado di poter pagare utenze non solo della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche ad esempio bollettini di utenze varie, di luce, di IMU, di acqua ad esempio. Tutto lo possiamo fare dal telefono, che diventa una home banking, e poi ad esempio ci possono aiutare anche nella telemedicina a monitorare diversi parametri, che ha ad esempio un paziente che non si può muovere da casa, il trasporto può essere anche complicato, avvicina molto l'utente finale a vari servizi che diventano dispendiosi economicamente sia per i cittadini che poi pagano i servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Noi promuoviamo queste applicazioni per poter semplificare la vita dei cittadini.